Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Continua la lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso da parte della Polizia di Stato e della Procura della Repubblica. È stata data esecuzione alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro di beni ai fini della confisca a carico di 2 soggetti socialmente pericolosi, entrambi esponenti di spicco con ruoli apicali della consorteria mafiosa Cappello, legati da diretti rapporti di parentela con il capostipite dello stesso clan. Mi servivano 3 documenti per ottenere il rinnovo della patente, l'oculista e il diabetologo me l'avevano rilasciato, il dottore Alaimo mi prendeva in giro e rinviava continuamente. Adriano Vetro, di 47 anni, collaboratore scolastico in servizio in un istituto di Caltanissetta, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio del cardiologo di Favara e di essere andato appositamente nello studio medico per ucciderlo. Un 64enne, Stefano Clemente, è morto a causa di un incidente stradale in via Brancatello a Palma di Montechiaro. L'uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, colpito da un malore, ha perso il controllo dell'auto e dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. A rischio chiusura il villaggio Camarina di Club Med nel Ragusano. Oltre 300 lavoratori rischiano il posto di lavoro, compreso tutto l'indotto. A lanciare l'allarme è la Wiltux Sicilia per voce del segretario generale Marianna Flauto, da poco eletta nella segreteria nazionale. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.